di Miss Topolini e Mister Topolini. Sono Mister Rocco, vi presento l'aspirante Mister numero 24 dal nome e dal cognome Federico Morgan. Federico Morgan. Sì. È il nome di un artista. Lo sapevi? No. In effetti neanche io, però potrebbe essere il nome di un artista. Speriamo. Ok, Federico Morgan con questo capello. Taglio solo. Lo fai solo? Macchinetta, 2 specchi. Spiegami la tecnica al doppio specchio. Allora, col davanti laterale faccio con uno specchio e per dietro mi giro. Con lo specchio piccolo faccio verso lo specchio grande e con il riflesso riesco a fare perfettamente. Ho capito. Girati un attimo, vediamo. Ma sei anche preciso, guardatelo, Si vede, si vede. Sei anche preciso, non è facile. Da quanto tempo li fai? 1 anno, 2 anni. Ok, allora, adesso parliamo un po' di te, al di là del look. Quanti anni hai innanzitutto? 16, devo fare 17. Sei proprio giovanissimo. Sì. 16 anni, cosa fai? Spiegaci, guarda che fisico. Studio e lavoravo fino a ieri, mi hanno licenziato. Come mai? Gli ho chiesto il pomeriggio per venire qua libero e mi fa: no, guarda, vai fuori di qua, non ti voglio più. La miseria, è che era un lager. Circa. Mamma mia, vabbè, no, forse non ti sei perso niente, insomma, chiedere un pomeriggio. Vabbè, non entriamo nell'argomento, dai, insomma, sei un ragazzo giovane, chissà quanti lavori ancora farai. La cosa importante è che sei venuto a Mister Topolini, quindi speriamo che a questo punto per te si apra qualche strada. Esatto. Quale strada ti piacerebbe che si aprisse? In verità non ne ho proprio un'idea chiara, però più, non so, far così, qualche sfilata. Iniziare per gioco il mondo della moda e poi chissà, magari. Non si sa mai, Capito? per scommessa. Ho capito, va bene. Senti, tu di solito ascolti musica? Sì, ascolto tutti i generi, ma ultimamente sono più su dubstep, cose house, non so, ultimamente sono più su Skrillex. Non so se sapete mai. No. Skrillex. Scusate, no, lo guardo perché è un ragazzo, insomma, intraprendente. Va bene, insomma, ben arrivato a Mister Topolini, dai. Mi dispiace questo fatto di lavoro, ma insomma, speriamo davvero seriamente che qualcosa succeda. Che dovevo finire di lavorare lunedì prossimo. Vabbè, quindi era gli sgocci. Vabbè, è solo anticipato di una settimana. No, cioè questo lunedì. Ho capito. Vabbè, insomma, quella è la telecamera. Ci sono migliaia di persone che ci guarderanno, che ti guarderanno, quindi puoi dire e salutare chi vuoi. Ciao mamma. Basta. Non so, saluto tutti quelli che mi conoscono e so. In bocca al lupo, dai. Tipo per il me. Oh, ecco, quello volevo dire, in bocca al lupo. Sto un po' impapinando adesso. Tranquillo, ci vediamo, ciao. Gonna play, what's your fantasy? Every night I think of you in every way. And when I get you on myself